Salve amici di Fashion One Live TV, in studio Gianni Brighenti. Domenica 14 maggio al centro commerciale Verona 1 si è svolta la sfilata di moda con il concorso di bellezza Models for Italy. Noi di Fashion One Live TV siamo stati presenti per documentarvi la prima delle 4 selezioni in programma al centro commerciale Verona 1 e prima selezione regionale del Veneto. L'evento, organizzato da CP Company e da Gianni Masa Production, patron del concorso, e con il supporto tecnico della nostra agenzia Fashion One e da Upstar Production, che sono le agenzie promote per il Veneto nella ricerca di modelli, è stato presentato da Carlotta Aldighieri, Models for Italy 2016, e da Enrico Pegoraro, accompagnati dai gemellini David e Thomas Bigardi, mascotte dell'evento. Ma vediamo alcune immagini della sfilata. Le uscite che hanno dovuto affrontare i modelli pettinati da Evos Perrucchieri e truccati da delle profumerie Douglas del centro commerciale Verona 1. Le prime due, con i propri abiti casual ed eleganti, hanno intervallato i vari momenti 2 ospiti, dall'America CJ Hamilton e David Pomponio.
l'estate che passa più. Tick tock, 6 o'clock, there's that old alarm again. Stand up, eyes shut, wishing I was sleeping in. Don't know how I do it, but somehow I do it every day. Just the same. Get dressed, still a mess, shuffle through the same routine. White tee, blue jeans, looking at me beckoning. Get myself together, come whatever, just like yesterday and every other day. As I rush by, the mirror catches my eye, and just guess who's smiling back at me. So today, no matter what comes my way, I'll turn it into something I can celebrate. I'm gonna give the world a shake with a smile. And now, there's nothing that can knock me down. I'm gonna take whatever comes around. Take every frown and turn it upside down with a smile. Bus stop, doors pop, everybody's getting in. Left, right, squeeze tight. Here's another. Per le ultime due uscite, i modelli Models for Italy hanno sfilato per la Moda Mare Verona 1. Prima con i costumi Tesenis e poi con i costumi Calcedonia, le borse di Victory e gli accessori di Thun. Life is what you make it, making lemons into lemonade. Ain't it great? As I rush by, the window catches my eye, and just guess who's smiling back at me. So today, no matter what comes my way, I'll turn it into something I can celebrate. I'm gonna give the whole world a shake with a smile. And now, there's nothing that can knock me down. I'm gonna take whatever comes around. Take every frown and turn it upside down with a smile. Today, no matter what comes my way, gonna take the time to celebrate. I'm gonna give the world a shake with a smile. And now, there's nothing that can knock me down. I'm gonna take whatever comes around. Take every frown and turn it upside down with a smile. Today, no matter what comes my way, turn it into something I can celebrate. I'm gonna give the world a shake with a smile. Sono tutti della collezione Primavera-Estate 2017 Pezenis. Le borse sono del negozio Victory e gli accessori femminili di Thun. E con Dennis appunto si chiude questo flash moda dedicato Tick-tock, don't stop. Every little thing, it'll be
alla fine questi vincitori che vedremo alle semifinali nazionali di ottobre, sempre in questo centro commerciale. Ma sentiamo direttamente dalle voci di Carlotta Aldighieri e da Enrico Pegoraro com'è andata. Tra le ragazze è stata decisa da parte dell'organizzazione, appunto con il patron qui presente, ovvero il grandissimo Gianni Maser, di avere anche una nomination per le sue particolari qualità che ha dimostrato oggi qui in passerella. Quindi una nomination va al numero 4, Marianna Ferrucci. Ecco qua, una bella passerella per Marianna. Raccogli tutti gli applausi, tutti i meriti. Quindi cara Marianna, noi ci vedremo alla finale di ottobre, terza classificata, la concorrente numero 2, Sara Miccaroni. Adesso voglio vedere Thomas come riesce a mettere la fascia. No, pensa a Carlotta Thomas, purtroppo. Prego la passerella per la terza classificata, ovvero Sara Miccaroni. Iniziamo a scaldare qui. Adesso devo chiedere al patrono appunto di Models for Italy. Vado. Terzo classificato è il numero 7, Riccardo Gallo. Ecco qui. Cara Carlotta, faremo fare anche a te un corso accelerato di fascia. Rosa che premia la seconda classificata, ovvero la concorrente numero 1, Nicoletta Nikita. Complimenti anche per te, una bella passerella. Secondo classificato tra i ragazzi è il concorrente numero 18. che non c'è, ci sta, è il concorrente numero 6, Michele Parolin. Bravo Michele. Si avvicina. Per di fosse arrivata adesso, insomma David e Thomas sono due gemelli, perché sai. Esatto. È difficile da capire. Insomma sono veramente due gocce d'acqua, quindi la giuria ha decretato che il vincitore di questa prima tappa di Models for Italy è il concorrente numero 3, Luca Visentina. Riassumendo, Models for Italy Verona 1, 14 maggio 2017, fascia rosa Giulia Zancato, 17 anni, studentessa di Fossò Padova. Fascia azzurra Luca Visentin, 23 anni, tecnico di laboratorio di Sanguinetto. Secondi classificati, fascia rosa Nicoletta Nikita, 16 anni, studentessa di Brescia, e fascia azzurra Michele Parolin, 26 anni, tipografo di Cittadella, Padova. Terzi classificati, fascia rosa Sara Mungaroni, 16 anni, studentessa di Venezia Mestre. Fascia azzurra Riccardo Gallo, 18 anni, studente di Zimella, Verona. Mentre Marianna Vernucci, 19 anni, di Verona, ha preso la nomination e quindi ripescato. Dagli studi di Fashion Light TV, Gerry Brighenti vi ringrazia e dal centro commerciale Verona 1 è tutto. Un saluto da